Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido fino alle ore 14 di domenica 26 maggio. Sabato 25 è previsto tempo instabile con possibili rovesce temporali da locali a sparsi tra il pomeriggio e sera, soprattutto nelle zone centro-occidentali. Non sono esclusi fenomeni intensi come forti rovesci, grandinate locali e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di sera di sabato e soprattutto nella giornata di domenica il tempo sarà più stabile con una diminuzione generale della probabilità di precipitazioni. Dato il quadro previsionale, i livelli di allerta idraulica e idrogeologica sono stati ridotti in tutti i bacini colpiti dalle recenti perturbazioni. Rischio idraulico, confermato lo stato di attenzione nei bacini dell'Adice Garda e i Monti Lessini, Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige. Stato di attenzione anche nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione. Rischio idrogeologico, confermato lo stato di attenzione nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone. Stato di preallarme, zona Veneto di Po, Fissero, Tartano, Canal Bianco e Basso Adige, stato di preallarme limitato all'asta del fiume Po nella zona del Delta. Zona Veneto E, Bassa Brenta Bacchiglione, stato di attenzione riferito al sistema Fratta Gorzone. I livelli sono in diminuzione ma rimangono sostenuti sia per lo svuotamento della cassa di Montebello sia per gli apporti dei sistemi di sollevamento della rete consortile, in particolare alla sezione della Fratta e Val Mocenighe. I livelli sono in diminuzione ma ancora prossimi alla soglia di preallarme. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.